Buongiorno, benvenuti alla CG Sicilia, le principali notizie. Messina Denaro poteva essere arrestato già nel 2021. I carabinieri che indagavano sull'alleanza tra mafia, 'ndrangheta e camorra avevano individuato a Campobello di Mazara 2 summit con personaggi vicini all'ex Primo La Rossa a pochi passi dal Covo del Boss. A poco più di 3 mesi dall'incendio, l'aeroporto catanese di Fontanarossa ha ripreso quota, aumentando tratte e passeggeri. In cantiere anche nuovi progetti. Ponte del 1° novembre, 8 milioni in viaggio, Sicilia regina delle mete, ma la metà degli italiani rinuncia alla vacanza per l'aumento del costo della vita. A Catania di nuovo tirata a lucido Piazza Europa, da anni vandalizzata e al buio, riqualificata con i fondi europei. Il sindaco trentino, i catanesi si sentano i proprietari. Torna a Catania alla ricerca di Mimì metallurgico Giancarlo Giannini. Ripercorrerà le tappe del film della Wertmüller che gli ha dato la fama nei panni dell'operaio catanese costretto a emigrare a Torino. Calcio, scricchiola sempre di più la panchina di Tabbiani. Domenica contro l'Avellino l'ultima chiamata per il tecnico del Catania. La dirigenza rossazzurra si aspetta risposte anche dai giocatori. Calcio, prima sconfitta casalinga stagionale per il Messina. Giallorossi superati 1-0 al Franco Scoglio al Brindisi. Bentrovati, Messina Denaro poteva essere arrestato già nel 2021. I carabinieri durante le indagini sull'alleanza tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra avevano scoperto in un bar di Campobello di Mazara, a 2 passi dalla casa del boss, un paio di summit con personaggi vicini all'ex Primo La Rossa. Laura Spanò. Il 2 febbraio 2021 a Campobello di Mazara, a 100 metri da uno dei covi dove ha vissuto Matteo Messina Denaro, si teneva un summit monitorato dai carabinieri di Milano e Varese. Il 2 maggio di quello stesso anno ancora i carabinieri di Milano erano a 2 passi dalla casa di via San Vito, dove abitava l'allora Primo La Rossa, per monitorare un incontro tra l'imprenditore siciliano Gioacchino Amico, arrestato nell'operazione Idra, Antonio Messina, detto l'avvocato, non indagato, e Antonino Gagliotto. I 3 sono al bar San Vito a Campobello. Insomma, i carabinieri erano stati vicini ad arrestare Messina Denaro già 2 anni fa. E di Castelvetrano, all'interno dell'inchiesta milanese Idra, ci sono anche gli imprenditori Rosario e Giovanni Abilone, accusati di avere messo a disposizione del cartello criminale oltre 200 società anche estere per riciclare denaro e accumulare milioni di euro con crediti fittizi. Insomma, c'è anche l'ombra della famiglia mafiosa legata a Matteo Messina Denaro, deceduto lo scorso settembre, dell'inchiesta che ha accertato l'esistenza di una confederazione orizzontale costituita da esponenti di Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra che operava nel milanese e nel Varesotto. I carabinieri hanno accertato che ben 7 derivazioni criminali e nomi di organizzazioni diverse che operavano nel milanese si sono incontrati in 21 summit, tra questi anche quelli di Campobello di Mazara. Tra gli indagati anche Erante Parrino, cugino per parte di madre di Messina Denaro, intercettato mentre incontra Antonio Messina, l'avvocato, vicinissimo all'ex Primo La Rossa nella gestione di affari lombardi, dove aveva l'ultima parola. Il GP di Milano, Tommaso Perna, però non ha accolto la tesi del PM antimafia Alessandra Cerreti e dei carabinieri del nucleo investigativo di un consorzio tra mafie, e a fronte di 150 richieste di misure cautelari avanzate alla DDA ne ha disposto solo 11. Per il GIP non è provata neanche la bacinella, la cassa comune del clan per il sostentamento dei detenuti. Beni per 1 milione di euro sono stati sequestrati all'imprenditore catanese 61enne Vincenzo Guglielmino per omessa dichiarazione fiscale. Oggetto del sequestro le quote sociali e le disponibilità finanziarie della Gesa Discount Alimentare di Catania e altre disponibilità dell'indagato. La notte scorsa 4 banditi hanno rapinato a Belpasso, vicino a Catania, e Colinazione, un bar che ha anche una sala giochi, bottino, 4.000 euro e numerose stecche di sigaretta. Uno dei malviventi, un uomo di 47 anni, è stato arrestato
dai carabinieri durante la fuga. Il complice alla guida dello scooter sul quale viaggiava, a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato sulla strada. Il conducente è riuscito a allontanarsi a piedi. Gli altri 2 rapinatori si sono dileguati a bordo di un'auto. E un altro sequestro di beni per €1 milione è avvenuto a Ragusa nei confronti di un uomo che è stato indagato per circonvenzione di incapaci. Si sarebbe appropriato del patrimonio di 2 anziane sorelle, malate e nubili senza figli. Dopo essersi fatto nominare unico erede, alla morte delle 2 donne ha acquisito la proprietà del loro ingente patrimonio. Termini Imerese: hanno aggredito e imbavagliato un'anziana di 89 anni in casa e l'hanno costretta ad aprire la cassaforte che conteneva €70.000 in contanti. I carabinieri hanno arrestato 2 uomini già noti alle forze di polizia. Sono indagati per concorso nel reato di rapina pluriaggravata. A più di 3 mesi dall'incendio, l'aeroporto di Fontanarossa ha ripreso quota, aumentando tratte e frequenza. In cantiere anche nuovi progetti. Lorena Dolci. I giorni più neri sono alle spalle, la puzza di bruciato, le code, i tendoni, i passeggeri esasperati. Un mese d'inferno da quel 16 luglio scorso in cui le fiamme si sprigionarono all'aeroporto di Catania, un incubo a cui poi si aggiunge lo scontro con Ryanair, le polemiche sul caro voli. Eppure, nonostante mesi a dir poco complicati, le compagnie aeree continuano a investire in Sicilia, complice l'estate infinita che attrae visitatori e che dà un senso all'abusata parola destagionalizzazione. Rimasto in sella nonostante la bufera, l'indagine sul rogo è ancora in corso, l'amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi, ospite di Buongiorno Sicilia, può oggi esibire numeri positivi a chi temeva danni irreparabili per lo scalo. 26.000 movimenti passeggeri con un incremento di oltre il 20% rispetto all'anno scorso. Scommettono su Catania, Ryanair, Wizz Air, ITA, Aeroitalia e tutte le altre. Più voli e più frequenza a coprire 52 destinazioni, le stesse di prima, ma con voli giornalieri. Una stagione invernale, la winter season, che aiuta ad archiviare quei mesi turbolenti con scambio di accuse e richieste di dimissioni. Si è addossato al gestore troppa responsabilità rispetto a cose che del gestore non erano, perché sono responsabilità E di chi erano? Di chi fa i contratti viaggio, sono delle compagnie aeree, caro direttore, perché se lei fa un viaggio con una compagnia è la stessa che le deve garantire il collegamento da un aeroporto piuttosto che un altro. Torrisi rilancia e annuncia nuovi progetti per l'aeroporto. Abbiamo finalmente ottenuto la via, o il via, insomma noi ci siamo ritrovati per 3 anni in attesa di ottenere quella verifica di impatto ambientale per una serie di progetti che dobbiamo realizzare per i quali abbiamo aspettato 3 anni. L'amministratore delegato non si sbottona, ma si parla di investimenti importanti. La sorpresa dovrebbe riguardare anche il Terminal Morandi, la vecchia aerostazione, chiusa ormai da molti anni. È cominciato il ponte di Ognissanti, 8 milioni gli italiani in viaggio, ma la metà ha rinunciato alle vacanze a causa degli aumenti del costo della vita. Lorena Dolci. Sarà un lunghissimo fine settimana quello che finisce mercoledì 1 novembre. Il ponte di Ognissanti, con la festa che cade a metà settimana, diventa una mini vacanza per chi vuole e può mettersi in viaggio. Secondo un'indagine di Federalberghi sono oltre 8 milioni gli italiani che approfitteranno di questa pausa autunnale. La maggioranza resterà in Italia scegliendo tra mare e città d'arte. La Sicilia, con le temperature ben al di sopra della media del periodo e nessuna perturbazione all'orizzonte, si conferma tra le mete preferite. 61% il tasso di occupazione delle strutture ricettive dell'isola. Chi parte ci ha pensato in anticipo almeno un mese prima. Il 60% dei viaggiatori ha pianificato gli spostamenti anche solo per ricongiungersi con le famiglie nel ricordo dei propri cari, come vuole la tradizione. La casa di parenti e amici sarà infatti la scelta privilegiata per un terzo dei vacanzieri, a seguire albergo, bed and breakfast e seconda casa. La spesa media per i viaggi in Italia è di circa 410 euro, di gran lunga inferiore a quella per i viaggi all'estero, che si attesta sui 780 euro. Se non siete tra quelli che hanno la valigia pronta, sappiate che siete in buona compagnia. Oltre la metà degli intervistati ha ammesso di averci pensato, ma di avere dovuto rinunciare al viaggio a causa del costo della vita. Quasi la metà dei vacanzieri ha invece deciso di ridurre le spese per questa vacanza, sempre a causa di aumenti e inflazioni. Non una vacanza, ma almeno una vacanzina.
A Catania adesso la nuova Piazza Europa, da anni vandalizzata e al buio, riqualificata con i fondi europei. Il sindaco trentino dice tutti si sentano proprietari di questo spazio. Giusy Lazzara. È una panchina pop, potremmo dire, qui in Piazza Europa. Sì, una panchina dove puoi ascoltare la musica, puoi ricaricare il telefono, il tablet, una panchina che si alimenta da sola con i pannelli fotovoltaici. Siamo nella nuova Piazza Europa a Catania, ripulita e tornata a nuova vita dopo anni di abbandono. La fontana della vela con l'acqua, le aiuole, i lampioni vandalizzati, ristrutturati e funzionanti. Ritorno a una normalità per chi da tempo chiedeva un intervento. Io ho sempre abitato qua, quindi speriamo, ci auguriamo che sia mantenuta bene. Sì, hai parlato là. E quindi siamo veramente contenti. Facevo un piccolo appunto, manca qualcosa per la disabilità. Si fa una fontana, si deve tenere sempre pulita, o una persona, un vigile urbano che sempre circola qui. Quanto durerà così? L'amministrazione comunale, che ha speso 1 milione di fondi europei, adesso si dovrà occupare della manutenzione di questo spazio rigenerato. Vorrei che idealmente tutti i cittadini si sentissero proprietari di questa piazza e quindi la adottassero secondo uno schema che stiamo un poco diffondendo, contagiando in tutta la città. Ho visto tante telecamere, secondo lei basteranno poi per garantire anche la sicurezza in questa piazza? Ma le telecamere bastano nella misura in cui sono, come dicevo prima, un elemento di dissuasione. È chiaro che devono anche essere sufficienti a garantire che non ci possa essere invasione di motoveicoli, perché sono quelli che hanno creato problemi nel passato, ma io mi auguro anche che ci siano dei sistemi di controllo e di ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine, proprio perché non possiamo noi con le allungata con un'area dedicata al fitness, installate attrezzature per gli sportivi. Un viaggio per incontrare Mimì Metallurgico. È quello che sta compiendo in questi giorni Giancarlo Giannini, mito del cinema italiano e internazionale, che torna a Catania per ripercorrere le tappe di un film che gli ha dato la fama. E il borgo marinaro di Ognina diventa un set a cielo aperto. Eva Spampinato. Mimì Metallurgico torna a camminare per le vie del borgo di Ognina, a Catania, qui dove tutto cominciò e da dove partì la fortuna di Giancarlo Giannini nei panni del personaggio scritto da Lina Wertmüller oltre 50 anni fa, che consacrò quella che sarebbe diventata una carriera riconosciuta a livello internazionale. Da Mimì Metallurgico al Walk of Fame. È divertente perché siamo in 2 attori italiani che hanno avuto questo bel premio, uno è Rodolfo Valentino e l'altro sono io, quindi posso essere contento. Giannini torna a Catania per raccontare nel documentario diretto da Alfredo Lopiero per il Centro Studi e Scuola di Cinema CineCT il viaggio che lo portò ad interpretare Mimì e conoscere la Sicilia. Sono venuto in Sicilia allora, quando ho fatto tutto un giro della Sicilia per informarmi, ho scoperto una terra bellissima e poi ho scoperto anche come divertirmi a fare dei caratteri, che era Mimì Metallurgico, tutto lì. Attore doppiatore, pilastro del cinema italiano con oltre 180 film all'attivo, Giannini ha girato con i più grandi nomi del cinema nazionale e internazionale, da Luchino Visconti a Ridley Scott, da 007 a Mimì Metallurgico, un Oscar sfiorato con Pasqualino Sette Bellezze, ma ancora un'estrema modestia. Tra tutti quelli che ho fatto, un 6 o 7 li salverei, gli altri forse li butterei tutti. Voce calda e inconfondibile, il suo siciliano parla catanese. Devo ringraziare un attore che è Turiferro, che per diversi giorni mi ha insegnato questa lingua meravigliosa che è il catanese proprio, che poi per chi è la lingua più musicale, è la lingua che ha una tradizione letteraria. Quindi potremmo dire Travolto dalla Sicilia, se vogliamo citare un altro suo famoso film, Travolto da un insolito destino. Anche lì il dialetto è un catanese, insomma, ma l'ho fatto diverse volte, quando faccio il siciliano faccio sempre il catanese perché mi diverte di più. Tu mi fai morire. Tu mi fai morire a me. E guarda la male.
Bentornato Giancarlo. Voci, racconti e testimonianze dei bimbi della scuola palermitana Fiaba incontrano 2 migranti del Gambia e tra loro c'è anche il difensore del Palermo, Marong. Marco Cullà. Youssoufa e Boubacar hanno entrambi 23 anni, sono nati in Gambia e sono arrivati in Italia tra il 2016 e il 2017. Un'infanzia difficile vissuta nel più piccolo e povero paese dell'Africa continentale, fino al giorno in cui hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle e cercare un porto sicuro. Palermo. La loro storia è stata al centro dell'incontro che si è svolto all'istituto scolastico Fiaba del capoluogo siciliano. Uno dei 2 è proprio Boubacar Marong, difensore della primavera del Palermo, che ha anche giocato in Serie C con la maglia rosanero e con quella della Gelbison, da migrante a calciatore. Sono arrivato qua nel 2016, comunque la viaggio non è stato facile perché ho perso un mio amico nella strada lì quando siamo arrivati nella deserto. Poi dopo lì anche io volevo tornare, ma mi hanno spinto che non serve che torni. Toccante anche il racconto di Youssoufa Seinang, 23 anni, mediatore culturale per Medici Senza Frontiere. Youssoufa è arrivato a Palermo all'età di 17 anni e ha conseguito il diploma di scuola superiore. Oggi è laureando all'Università di Palermo alla facoltà di Scienze Economiche. Sono qui da circa 6 anni, no? Studio all'università. Direi che è cambiata la mia vita, ovviamente che oggi qui a Palermo, no? Un progetto riguarda la mia vita personale, ovviamente, no? Quindi ho un percorso che sto facendo proprio a livello personale anche. A guidare i bimbi in questo lungo racconto fatto di sofferenza, coraggio e ambizione c'è lei, la maestra Marilena. È importante sottolineare la valenza di questo progetto perché noi studiamo e cerchiamo di capire ciò che accade oggi ai nostri giorni, ma facendo anche un passo indietro, riportando questi bambini alle migrazioni che abbiamo affrontato noi siciliani, noi italiani, quando nel dopoguerra ci siamo allontanati dalle nostre case per partire al nord Italia o in America. Ci sono le migrazioni, ma c'è anche il calo demografico che non stenta mai a fermarsi, anche se in Sicilia è inferiore al resto del paese. I dati però restano preoccupanti. 50.000 sono i giovani che ogni anno lasciano l'isola. Francesco Aloi. La denatalità avanza sempre più. Se in Italia le nascite crollano ai minimi storici, in Sicilia il dato è più incoraggiante. L'isola, seconda solo alla provincia autonoma di Bolzano, traina il tasso di fecondità, ma rispetto al passato i numeri sono in calo. Le esigenze sono diverse, noi abbiamo visto tutto quello che c'è con le guerre e soprattutto è lievitato tanto, sono lievitati i prezzi. Come facciamo ad andare avanti, a darle da mangiare, fare tutte le cose che c'è da fare? Economicamente non riescono ad andare avanti, almeno secondo me. 36.810 nascite nel 2022, più di 400 in meno rispetto all'anno precedente e quasi 4.000 in meno rispetto al 2018. Per i siciliani servono misure che sostengano le nascite. Ma questo dipende molto dalla politica che non crea posti di lavoro. Avremmo bisogno di aiuto, questo senza ombra di dubbio. Più che altro i giovani di oggi, per assistere alla situazione, hanno bisogno di un sussidio, di qualcosa, di un lavoro soprattutto. In Sicilia l'età media delle neomamme è di 31 anni, dato più basso rispetto alla media italiana. Ma ogni anno dall'isola vanno via 50.000 giovani, quelli che un giorno potranno diventare genitori. Vedo che c'è un problema nel sostegno del sistema sociale, nella sanità, nelle pensioni, quindi una Sicilia che vuole sopravvivere al grave flusso migratorio deve essere una Sicilia che deve investire sulla famiglia, come si investe su un'industria. Quasi tutti si fermano al primo figlio, Messi nella città dove si partorisce meno, in vetta invece c'è Ragusa. L'inverno demografico stenta a fermarsi, anzi, e la Sicilia diventa sempre più vecchia e spopolata. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, state con noi. Eccoci
chiuso insieme con il calcio, domenica al Massimino arriverà l'Avellino e per il Catania è il momento più delicato della stagione. Tabbiani è in bilico, la società chiede risposte sul campo a una squadra che non sta ingranando. Francesco Triolo. Il bivio è all'orizzonte, fissato, scadenze corte per il Catania dopo il pareggio di mercoledì a Teramo col Monterosi, inevitabile considerato che dopo 9 partite non è certo questa la posizione di classifica che si pensava di avere alla vigilia, nella piazza, nella proprietà. La partita contro l'Avellino così potrebbe rappresentare uno spartiacque soprattutto per Luca Tabbiani, il tecnico in discussione inevitabile dopo l'altalena di risultati senza la dovuta continuità. I colloqui sarebbero già iniziati, così come i primi nomi sono stati dati in pasto all'opinione pubblica, da Maran a Giovanni Ferraro che ha diretto il primo allenamento a Nocera, salvo poi scomparire, dicono, dalla Campania per una chiamata del Catania. Nessun ritorno, assicura chi è dentro le cose rossazzurre, piuttosto la scelta potrebbe cadere su Gaetano Auteri, ma tutto è stato rinviato a dopo la partita con l'Avellino che non si preannuncia facile, tutt'altro. Gli irpini sono la squadra più in forma in questo momento, reduce da 4 vittorie consecutive e l'aggancia al secondo posto, grazie anche al cambio in panchina e all'arrivo di Michele Pazienza. E poi c'è da fare i conti con gli infortunati, iniziando da Di Carmine che mancherà domenica pomeriggio, così come Marsura. In tutto saranno 7 i sicuri assenti, ma tutti sono sotto esame. È il momento delle scelte e di capire chi continuerà a fare parte del progetto Catania. Prima sconfitta casalinga ieri del Messina, superato 1-0 dal Brindisi. Decisiva una rete ripresa dall'attaccante Ganz, entrato in campo da 1 minuto. Prestazione negativa dei giallorossi. Sergio Colosi. Svestiti i panni di squadra operaia e laboriosa, il Messina indossa quelli più intriganti di favorita per la sfida salvezza contro il Brindisi, ma non gli si addicono e inciampa in una serata da dimenticare, la peggiore d'inizio stagione. I pugliesi vincono 1-0 con un gol del neoentrato Simone Ganz, a cui basta 1 minuto, il 28esimo della ripresa, per mettere un pallone alle spalle di Fumagalli che insieme al collega Albertazzi fino a quel punto aveva vissuto una serata di piacevole riposo. Se il primo tempo è stato un disastro calcistico da entrambe le parti, la ripresa si segnala almeno per qualche episodio, come quello che spinge il Brindisi vicino al vantaggio con Bunino, mentre dalla parte opposta l'unico a provarci è Plescia. Il vantaggio ospite spezza ogni equilibrio, le due squadre rimangono in 10 per le espulsioni di De Angelis e Plescia, che insieme a Manetta dovrà saltare per squalifica la trasferta di domenica a Crotone. Primo tempo bruttissimo, non abbiamo minimamente provato a giocare a calcio, lo sapevamo che loro erano in grande difficoltà, avevano problemi, ma hanno avuto coraggio, hanno avuto quella spensieratezza di chiudersi, hanno chiuso tutti gli esterni, hanno fatto la partita che dovevano fare e secondo me poi alla fine hanno vinto anche meritatamente, quindi non hanno rubato nulla. E credo che dobbiamo fare un esame di coscienza a tutti noi, poiché io sono il capo responsabile di questa squadra, mi assumo le responsabilità della sconfitta, che probabilmente non sono stato bravo a prepararla bene. Sul Francoscoglio piovono i primi fischi stagionali e per il riscatto il calendario non sembra il migliore degli alleati. Dell'incredibile, l'avete sentito poco fa a proposito del mancato arresto di Messina Denaro nel 21 a Campobello. È incredibile l'azzeramento da parte del GIP di Milano, del giudice delle indagini preliminari di Milano, dell'inchiesta durata 3 anni. Con accertamenti, pedinamenti, intercettazioni, svolta dal pubblico ministero, coadiuvato naturalmente dai carabinieri e dalla direzione antimafia, sull'alleanza tra Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Era la prima volta che si indagava su questo. Risultato: solo 11 arresti eseguiti sui 153 richiesti. In 142 possono continuare a vivere tranquilli. 142. Ovviamente c'è già il ricorso al Tribunale del riesame perché sia rivista questa sentenza sull'inesistenza del consorzio delle mafie. Primo, perché di questa santa alleanza mafiosa parlano da anni, confermandola numerosi pentiti dell''Ndrangheta, anche della Sacra Corona Unita. E poi perché il pubblico ministero, sentite questa, ha notato che stralci del testo della bocciatura della sua indagine da parte del GIP, sempre lui, il giudice delle indagini preliminari, sono il risultato di un
copia e incolla, comprese le virgole e le parentesi, di un articolo online del blog di un avvocato penalista napoletano che non risulta avere nessuna competenza sulla criminalità organizzata e soprattutto che c'entrava. Copia e incolla, roba da matti, da non credere, se non fosse pura verità. Quei 142 arresti non effettuati, respinti, ci riportano sbigottiti al passato, ai tristi tempi dei processi alla mafia che si celebravano fuori dalla Sicilia, come quello famoso del 1969 a Bari, in cui i 64 imputati sono stati tutti assolti e fra loro c'erano, guardate un po', Riina, Bagarella, Provenzano, che avrebbero organizzato 20 anni dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.